Buonasera a tutti. Correva l'anno, e poi ci sono sti anni che corrono sempre e non si capisce bene perché, sarebbe meglio che andassero un po' più piano, francamente. Ma comunque correva l'anno 1984 e io ero al terzo anno di un poco felice corso di studi al liceo scientifico Albert Einstein di Cervignano. Poco felice per me, è una questione personale. Ma comunque, tra i vari insegnanti che avevamo, ce n'era una che tentava di insegnarci italiano e latino, e in latino in particolare verso la fine dell'anno ci siamo sentiti dire a un certo punto, allora guardate, facciamo così, chi arriva al 4 pieno allo scritto e al 5,5 in orale gli darò 6 alla fine dell'anno. E io, che fin da piccolo avevo una lingua che non riusciva a stare al suo posto, ho detto, prof, ma noi ci avremmo pure problemi in latino, ma lei con la matematica non scherza, perché la media non torna. Sì, ma sai, poi recuperate l'anno prossimo. Boh. Perché costei era una di quegli insegnanti che non voleva lasciare nessuno indietro. E questo è uno dei motivi, questo spirito è uno dei motivi per cui il mio sodale, nonché pard Antonello Di Fulco, ed io abbiamo pensato di organizzare tutto quanto ci ha portato a questa serata, per purtroppo commemorare questa persona che è mancata nel 2016, e anche questi anni sono corsi, perché a girarsi indietro sembra impossibile che sia stato già 6 anni fa, e stiamo parlando di Loredano Marano, che tutti voi o quasi conoscevate, e motivo per il quale noi avevamo intenzione di fare qualcosa in sua memoria. Perché Tontoni già? Perché non ne siamo capaci di fare qualcosa, quindi abbiamo fatto qualcos'altro. La soluzione che abbiamo trovato è stata questo premio di poesia, che ha delle modalità un po' particolari. Come particolare era la persona che vogliamo ricordare. Sono partito, e non è mia usanza farlo, con un aneddoto personale, perché comunque nell'esistenza, nell'opera omnia di Loredana, non era facile trovare il modo per condensare quello che ha rappresentato per le persone con cui lei è venuta in contatto, con le moltissime persone con cui ha collaborato e che ha sostenuto, e per tutto quello che ha fatto, perché stiamo parlando di una persona che, oltre a tentare in maniera c'è riuscita veramente poco, almeno con la mia classe, di insegnarci il latino, ma per il resto con altre classi c'è sicuramente riuscita. E dopo e durante, lei è stata critica d'arte, ha collaborato con associazioni, ha scritto romanzi da sola, in collaborazione, romanzi storici, ha scritto un libro che a Cervignano è caro a molti, questo qua, Chi è immerso nel mare non ha paura della pioggia, che è la cronaca dell'arrivo di un migrante, dell'ottenimento della cittadinanza italiana da parte sua, di AD. E ha scritto moltissime poesie, che tra l'altro hanno anche ricevuto e sono corredate di parole importanti, ad esempio di Angelo Floramo. E quindi ci siamo trovati di fronte a questo desiderio, prima di tutto, di fare qualcosa per
ricordare l'impatto che ha avuto questa persona sul territorio e sulle persone che le sono state vicine. Quindi anche su di me. E quindi anche che hai agito sin da giovane, insomma. Sì, io sono stato uno dei fallimenti. Okay. Ma doppio. E quindi abbiamo pensato a questo premio, che con modalità particolari, che non dovesse costituire anche nella cerimonia di premiazione un momento, sicuramente per noi è un momento di commozione, ma non è un momento di ricordo volutamente doloroso. Anzi, lo spirito è quello di ricordare più che altro il fatto che le impronte lasciate da Loredana Marano continuano ancora oggi in una marea di attività e istanze che sono ancora vive oggi, e ci è sembrato il modo migliore di farlo. Assolutamente. Io non sono uno che ha la memoria di ieri e sa dire le cose bene se non le legge. Io scrivo sempre qualcosa. Allora io di Loredana io l'ho conosciuta sicuramente subito dopo di lui, ed è stato un impatto importante. La Loredana è stata una catalizzatrice di cultura, era veramente una persona che attirava su di sé e rilasciava tanta cultura. È riusciva ad unire le persone e riusciva ad unire nell'unico intento di coinvolgere tutti nelle cose belle, nei meandri della cultura, e di farti sentire parte importante della comunità, di quella comunità che ha l'anima di ogni città. E una cosa che poi a me personalmente mi ha dato forza e mi ha regalato del bello, e quando su questo libro che mi ha regalato lei mi ha fatto una dedica, nella dedica c'è scritto: ad Antonello, nella speranza di unire sentimenti comuni verso il bello e il bene comune. È una frase bellissima e ci fa capire quanto era, anche solo in una semplice dedica di un libro, quanto era grande la persona. Il premio si chiama Solo un foglio di carta vivo. Per quale motivo? Bene, c'è un motivo semplice. Nella presentazione che abbiamo fatto sui social della premiazione si parlava di Stanti. Stanti era uno dei libri scritti da Loredana, e di questo leggo una poesia. Colori. Tu vedi in me una rosa fresca aurentissima, appena schiusa, un dolce tocco di corolla che si apre alle labbra del sole. Ma sbagli un poco, pur con la tua fede. Sono un foglio di carta, viva, trasparente, dispiegata di colori che formano onde, di seni e fianchi e figure della vita. Hai tutto davanti a te, se ti avvicini. Naturalmente il titolo è stato preso da questa poesia che a noi piace tantissimo, e questo è il ringraziamento che noi facciamo a Loredana. Io vorrei leggere anche qualche altra poesia, se me lo permettete, perché naturalmente si parla di poesia e parliamo di Loredana, e poi uscire d'impulso e correre senza guardarsi attorno, correre, sentire battere in gola il tumulto del petto, e ridere e piangere di gioia, di dolore, non si sa, e riempirsi di quei moti dell'anima che scoppiano improvvisi, spogliati di trucchi e pose, nell'intimo abbraccio alla vita. Loredana Marano. Io direi, per coinvolgere subito anche qualche ospite che abbiamo, ma ti chiamo subito, io chiamerei qua l'Anna Malacrea, la figlia di Loredana Marano, che tra l'altro è lei, questo lo dico agli autori presenti, è la presidentessa della giuria, quindi per qualsiasi cosa
rivolgetevi a lei o al fratello. Io poi mi rivolgo a lui. Più beato a lui. Anna, ci dici qualcosa? Buonasera a tutti. Allora, intanto ringrazio Antonello e Vieri per questa iniziativa, perché insomma qualsiasi cosa che possa ricordare nostra madre a noi riempie il cuore di gioia. Per mia madre la poesia era espressione armonica di un sentire interiore e per lei è diventata molto importante soprattutto negli ultimi anni. Per cui iniziative come queste mia madre teneva molto, e quindi ringrazio ulteriormente per questa possibilità. Spero che in futuro ce ne saranno altre e voi siete molto più bravi magari di me e mio fratello, che siamo un po' defilati in queste cose, quindi però sappiate che saremmo molto contenti se ci fossero altre possibilità, insomma, per far conoscere anche quello che mia madre poi, insomma, sì, in effetti ha scritto, in questo caso soprattutto in ambito poetico, alla quale tenevo molto. Questa è la prima edizione, l'idea è quella di continuare, anche perché adesso poi spieghiamo come è partito il progetto e poi dopo. Intanto grazie. Ti puoi riaccomodare, verrai richiamata poi quando prenderai i soggetti. No, ecco, guardavo Antonio, quindi sul soggetto ci sta. Invece, è un'amica di Nessun giorno senza poesia, è un'amica cantautrice eccellente, bravissima, che è sempre con noi e ci sta con noi, spero con piacere, se no non ti chiamiamo più. Lei è Nicole Kociancic, cantautrice, scrittrice, pare che abbia scritto anche tutte le canzoni che ha nel suo lei viene fuori da quella fucina di autori, cantautori che era la girata a Udine di Nostraulino, insomma, è quello che ti ha portato avanti oltre che la famiglia, insomma, immagino sicuramente. Cosa ci proponi per iniziare? Io lo so ma non lo dico. Ok, sempre che. Ok. Così non chiami alla chiarniere, non senti di lontano, di lontano e che senti in che caselle la calegno purici
moi et sale vivre voilà qui a sale moi voilà in d'amour yo la sale-moi poi d'amour e sale già la sepolture io lo voglio per favor io Nicole Cocianci. Vieni. Sì, giusto due secondi ancora. Volevo leggere due parole da un paio di prefazioni, no? Perché a questa raccolta che si intitola Perle di Loredana ha fatto la prefazione Andrea Bellavite, che voi conoscete quasi tutti, e ha scritto: Loredana Marano ha voluto affidare il suo sguardo alle persone a lei care e attraverso questo libro anche a chi non l'ha conosciuta, scorrendo le oltre 200 poesie scritte in un periodo relativamente breve tra la primavera e l'autunno di quando sono state appunto realizzate. Non si ha tanto la sensazione di ricevere un messaggio quanto quella di essere introdotti nel cuore di una donna innamorata della vita. Attraverso le pagine di questo libro si può incontrare una donna colta, appassionata, innamorata, affascinata, intelligente, generosa, coinvolgente. Puntini. E invece l'ottimo Angelo Floramo sottolinea la raffinatezza del verso, la sobrietà di un'architettura poetica minimale, la costante e mai appagata ricerca di un equilibrio dinamico e perennemente precario, la scelta delle parole mai casuale e con un'espressione felicissima che, insomma, trattandosi di Angelo non è una grossa sorpresa. Parla di un'appassionata ricercatrice di ogni traccia che abbia a che vedere con l'humanitas. Ora, se vogliamo aggiungere a quanto avevo detto già prima, il fatto, me ne ero scordato, che Loredana non insegnava solo latino a teste dure come le nostre, ma ha scritto anche una grammatica latina in 3 volumi. Ci sarebbe la possibilità, come peraltro sottolineava anche Anna, di approfondire lo studio del verso e delle composizioni di Loredana. Qua ne potremmo parlare all'infinito, no? E tuttavia, tra le sue iniziative, che questo intenzionalmente invece non ho detto prima, c'era anche una cosa che si chiama ancora, diciamo, tra le pagine, no? Che era un'occasione di incontro, un gruppo di lettura fatto in luoghi pubblici con quasi le modalità del flash mob, no? Per dirla oggi, cioè, ci vediamo lì e parliamo un po' di libri per un'ora e mezza, quello che è. Antonello e io fondamentalmente ci siamo conosciuti lì, e quindi quello che spiegherà Antonello adesso, le modalità, la ricerca e tutta l'attività di quella neonata associazione che tenta di essere culturale, no? Che è Nessun giorno sia senza poesia,
in definitiva nasce da lì e nasce anche da Loredana. E quindi ecco perché siamo qua. Vi lascio. Dove vai? No, perché nella prefazione di AD di questo libro c'è una frase che anche secondo me è molto azzeccata per la circostanza, ed è: nei momenti di sconforto mi impongo di essere forte perché quanto hanno fatto per me non vada perduto. E noi vorremmo che non andasse perduto. Assolutamente. Adesso andiamo con la parte noiosa del premio. No, scherzo. No, siccome molti ci hanno chiesto poi come si è arrivati alla terna finale, l'idea che abbiamo avuto io ieri era quella di abbiamo creato un oggetto un oggetto che poi è appunto prima era un sodalizio, da qualche mese è un'associazione, e invitiamo, a parte il Covid, invitiamo delle persone a parlare con noi. Di solito sono poeti, sono autori, giallisti, scrittori di romanzi, racconti e quant'altro, comunque poesia, perché qualsiasi cosa viene fatta in questo mondo per me perviene più o meno poesia. E il premio lo volevamo dedicare appunto a Loredana, poetessa. Di conseguenza l'idea nostra è stata quella di creare un premio non a chiamata, cioè partecipate, invitate le vostre opere, pubblicate o no. L'idea era quella di chiamare, quindi convocare quelli che alla nostra associazione, all'epoca sodalizio, hanno partecipato, sono stati invitati e sono venuti ai nostri eventi. Di conseguenza, in 3 anni, perché noi siamo nati gennaio 2019, nel gennaio 2019 abbiamo cominciato a fare eventi, poi appunto dopo di noi è arrivato il Covid, e ci sono stati un po' di poeti, e tra questi io ve li leggo perché ci pare corretto comunque leggere chi ha partecipato, perché questi sono stati giudicati, poi vi dico da chi. Abbiamo avuto con noi Enzo Martinez, Giovanni Fierro, Emilio Di Stefano, Luisa Delle Vedove, Salvatore Cutrupi, Stefano Bulfone, Cristina Micelli, Antonio Nazzaro, Mirko Ongaro, Daniele Orso, Sandro Pecchiari, Gaia Rossella Sain, Isabella Serra, Elisabetta Salvador, Sergio Sichenze, Cristina Vascon, Consuelo Vidoni e Piero Zanfabro. Da questi 18 abbiamo deciso io e ieri di siccome erano tante persone da far giudicare una giuria futura, abbiamo cominciato ad essere noi i primi giudici e abbiamo scremato. Abbiamo votato qualche volta, perché purtroppo 18 non si riusciva mai a raggiungere la terna, e abbiamo fatto quasi 3 votazioni, mi sembra, voto da 1 a 3, e siamo arrivati a poi 3 poeti finali. Okay? I 3 poeti finali li diciamo, che sono appunto Antonio Nazzaro con il fotoromanzo poetico qui presente, Diario amoroso senza data, Carpacoi Edizioni. Poi abbiamo Sandro Pecchiari con Desunto non nulla, piccole omissioni, Arcipelago Itaca Edizioni, e la Isabella Serra con Notte, Raffaelli Editore. Adesso vi diciamo subito che purtroppo stasera la Isabella Serra non c'è perché ha avuto un impegno lavorativo fuori regione, non poteva dire di no, e quindi si scusa tanto, vi saluta e ne diremo qualcosa di lei, male sicuramente, no scherzo. Dopo che abbiamo scelto appunto questa terna, abbiamo intanto invitato la Anna a diventare presidentessa, però siccome non abbiamo voluto rompergli più di tanto le scatole, abbiamo detto: fai la presidentessa d'onore, ma dei giudici si prenderanno la responsabilità di fare quello che poi hanno fatto. I giudici poi alla fine li abbiamo scelti tra i rappresentanti dell'associazione, i fondatori dell'associazione, e mi tocca fare i nomi anche di questi, così tu sai numeri di telefono e quant'altro. Ti do anche la via dopo. A cominciare da
Patrizia Dughero, poetessa, scrittrice, editrice, Emma Gustafson, cantautrice e poetessa, Toni Piccini, poeta e scrittore, Nicola Scherta, poeta e scrittore, Valentina Guarnieri, avvocato e amante della cultura, mi dice, Simone Cuva, scrittore ed editore, Niccolò Peroncini, lo conosci? Figlio, scrittore e poeta, Francesco Zanzenon, per noi, scrittore e poeta. Questi, dopo ti lascio il foglio, tu sai. Questa è la giuria. Non farei una fotocopia anche per me. La giuria ha avuto quasi un mese e mezzo di tempo per giudicare, avevano purtroppo 3 voti a disposizione, un 5, un 3 e un 1, e lì si sono scatenati, hanno scatenato l'inferno e dopo un mese e mezzo comunque siamo arrivati a quello che tra un po' andremo a verificare. Sul regolamento penso che non ci sia nient'altro da dire, spero che voi accettiate, io parlo con gli autori, accettiate quello che verrà dopo. Bene, io direi... Considera che in pratica, viste le modalità che hai appena descritto, loro hanno partecipato a tradimento, Tra l'altro, nel senso che non sapevano nemmeno di essere giudicati. ma è sempre meglio di un politico che fa le cose a sua insaputa che un autore, poeta che vince un premio a sua insaputa. Ecco, tu e io la democrazia ce l'abbiamo nel sangue. Sì, nel DNA. Non saprei cos'è. Sì, Ultimamente la democrazia è un'opinione. è un optional. Va bene. Allora, personalmente io e ieri abbiamo deciso, senza dire agli associati e ai giudici, abbiamo deciso che non faremo sapere, lo faremo sapere solo in privato agli autori. Ah, ecco. Email. No, chi è il secondo e il terzo, il primo lo sapremo. Il primo tocca. Il primo tocca, ma il secondo e il terzo lo diremo solo in... Perché a noi piace, e poi lo vedrete anche nelle targhe, c'è un vincitore, ci sono dei finalisti, che è comunque un premio, essere arrivati in una terna e comunque essere premiati. Antonio già si sta lamentando. No, invece, come so che sono il terzo, quindi Allora, io direi di partire con... o facciamo fare un'altra canzone? Facciamo. Allora parliamo prima... Sì, sì. Ok, e poi ti faccio fare la canzone. E in questo caso si dovrebbe dire non ha vinto. Allora, intanto cominciamo appunto a enunciare chi non ha vinto, quindi né terzo né secondo né primo. Il primo lo diremo. Per il momento non ha vinto e neanche stasera vincerà, perché anche non c'è. Isabella Serra non ha vinto e finalista. Vi raccontiamo chi è Isabella. Beh, Isabella è una poetessa che vive a Trieste, di origine sarda, traduttrice di scrittori russi, ne ha tradotti abbastanza, tuttora lo fa, ed è sempre molto impegnata nel campo culturale. Ha esordito nella poesia con la raccolta Notte, che è poi l'opera che noi qua abbiamo giudicato, e nel 2022 è uscito il suo nuovo libro dal titolo Il sonno del mondo. Questo è l'ultimo libro, stranamente ne ha fatto uno nero e uno bianco. Uno è Notte, quello che ha partecipato al premio, e Il sonno del mondo è uscito adesso nel 2022. Lo consigliamo spassionatamente. Da Notte di Raffaele Editore, una prosa di una poesia su tutte, sento che più vicina mi è la rarità di questa vita. Già questa frase semplicemente pone stupore che invade le pagine di questo libro, unendo la giusta leggerezza e ad un vigore inconsueto. In questo libro predomina la notte, e ciò che anima la notte di una grande città a partire è il silenzio. Io leggerei, non lo può fare lei e non avevamo ancora a disposizione la possibilità di farlo in diretta. Allora io leggerei delle poesie da questo libro. Leggo io la prima.
sapesse la notte dove finisce, quando il soffia non la sfiora, non ritorna né si trasforma in giorno, ma sparisce, senza traccia della sua aria. Sono stelle che si spengono davanti al cielo, mentre fumo e guardo seduta sul balcone. Ne leggiamo 3. Ora, quando più si colora di notte, la notte e il vento parla delle foglie. Sento che più vicina mi è la rarità di questa vita e non c'è vero o falso nell'aria che soffia dalle finestre, né rosa imperfetta nelle stelle, né orrendo è il grido di civetta che ricorda, dicono, la morte. Ma dov'è, morte, se respiro il mare? Dove il nulla, se gli occhi del cane mi piangono speranza? Lo sai, è tremendo il sogno delle menti dotate di 1000 labirinti, quanto più facile sarebbe scivolarti dentro e non pensare come sarebbe il mondo se tu non esistessi. Hai aperto un occhio, luna mia silenziosa, biancheggi oro e mi guardi come una maga che scosta le tende. Io lo so cosa sei qui a ricordare e tu ridi, malizia che dalle spalle ti scende. Isabella Serra. E questa è la finalista. Adesso, Vieri, vuoi dire tu qual è l'altro finalista? No, io volevo sottolineare la somiglianza fisica, tra l'altro, tra te e Isabella Serra. Proprio non ce l'hai fatta mancare affatto. I capelli soprattutto. Immaginavo, mi scendono infatti giusto sul collo. Ma facciamo una pausa musicale? Sì, assolutamente sì. Nicole.
poesia di Loris Vesco. Grazie. Bene, io direi di chiamare gli autori a sedersi qua. Quindi chiamerei Sandro Pecchiari, un applauso. Antonio Nazzaro. E vorrei vicino a Antonio Nazzaro anche Eleonora Buselli. Prego. Vi concedo, visto che saranno dati, usiamoli. No, adesso vediamo. Poi mi arrabbiate adesso perché ho fatto venire al tavolo, poi li rimando via. Tutta l'idea sua, quindi prendere una cosa. Allora, Sandro Vecchiari. So che dovrei iniziare per nome con Antonio, ma insomma, quello dedicato a Giorgio se l'è presa. Siamo superiori. Desunt non nulla. Desunt Non nulla, scusami. Cos'è? Allora, è un titolo che viene dalla fine di Piero e Leandro di Marlowe. Tutti conoscono più o meno la storia di Piero e Leandro, drammatica, in cui c'era Leandro che varcava i Dardanelli per andare a trovare Ero, che non poteva ovviamente sposarlo perché era una sacerdotessa tibiana. Però succede che in una notte di tempesta si spegne la lampada sulla torre di Ero, lui perde l'orientamento e annega, e ovviamente viene portato sotto la torre la mattina, ovviamente Ero si dispera e si butta dalla torre e muore. Vabbè, Marlowe in realtà decide di non finire nel 1600 questa cosa, non finirlo in questo modo drammatico, ma di finire il poemetto nel momento in cui loro due hanno la prima notte d'amore, è gioiosissima, e quindi a un certo punto ferma lì, dando per scontato che comunque tutti conoscevano come finiva anche male, e lui ha detto non gliene fregava niente, e quindi punto, e fa adesso non nulla, vuol dire mancano delle cose. Difatti sotto c'erano le piccole omissioni, era un titolo che andava benissimo sulla mia storia così di vicissitudini di salute. A un certo punto ho detto oh, è un titolo giusto perché fermiamolo nel momento felice, poi chissà quello che succederà, non lo so, e mi pareva che fosse una cosa giusta. D'altra parte io adoro Marlowe, quel poemetto è assolutamente splendido, quindi ho detto ok, facciamo il gemellaggio Marlowe Vecchiari e quindi il titolo è stato scelto in questo modo. Come pettegolezzo si stanno scegliendo i titoli dei generatori. E questo è il titolo. Il libro ha un sottotitolo, tra l'altro, che sono Le piccole omissioni. Le piccole omissioni. Quali sono queste omissioni e di cosa parla il libro? Dovevo parlare? Sì. Vabbè, le piccole omissioni è che ho avuto comunque un'operazione di cancro, quindi diciamo che sono stato un po' semplificato. E quindi sono piccole omissioni. Hai avuto delle piccole omissioni. Ho avuto le piccole omissioni. E il libro però è stato interessante perché ha una lettura del mondo come una specie di matriosca. Parte dal paesaggio più lontano, quello che si vede, se qualcuno conosce le torri di Catinara a Trieste, quella roba che sembrava Chernobyl, ben ricordate quando era esploso, qualcuno aveva venduto il filmato di Catinara come le torri di Chernobyl, classico triestina sta roba. E quindi da lì quindi c'era il paesaggio che veniva però riletto attraverso il primo blocco, che era il blocco delle finestre sigillate della torre chirurgica. Poi c'era lo spazio di un altro blocco tra la finestra, che io non potevo ovviamente avvicinare perché ero bloccato a letto, e il letto. E poi c'era la pelle come l'altro confine. Il confine tra l'io visibile e quello che succedeva all'interno. E questo è stato un gioco molto particolare che ho vissuto. Questo si è riflesso nel linguaggio. Le poesie, se vi siete accorti, sono piuttosto strane perché hanno un carattere normale, un font normale, a un certo punto però ci sono delle strofe con un font un po' più piccolo e poi ci sono dei versi che sono in corsivo, perché è come se ci fossero tre persone che parlano contemporaneamente.
diciamo, la versione ufficiale, la poesia, quella doc, più in piccolo è quello che io pensavo e non esternavo, diciamo, e questo discorso tra detto e non detto tra di me si sovrapponeva al corsivo, che erano invece le frasi vere, sentite nella corsia o dai medici. Quindi è un discorso in qualche modo a tre. Anche lì, anche nel linguaggio, ho riportato questo tipo di barriere tra tre voci completamente diverse. Quelle in corsivo sono del tutto casuali, fondamentalmente, perché erano le frasi delle infermieri o dei medici, ma le altre era questo discorso continuo, questo ping pong tra la mia realtà ufficiale e quella che non viene detto, quella pensata. Quindi era un flusso di coscienza tra me, tra il detto e il non detto. E in questo c'è anche dell'ironia che serve. Sì, in quel caso, sì, cominciare dal titolo, con piccole missioni, insomma, già partiamo con quello. E ripercorre un po' tutto il libro, insomma, perché appunto hai cercato di rendere un po' lieve tutto quello che stava passando. Vediamo poi magari di fare qualche altra domanda. Ci vuoi leggere qualcosa? Allora, io avevo, prima che avevi letto delle poesie di Loredana, mi ho trovato con due poesie che erano molto in sintonia. Fuori il sonno inietta voci fuse in questo squilibrio dopo un prima. Per questo silenzio suturato dal serrarsi dopo l'ispezione, per l'esilio lento dalla morte, serve una lingua spezzata tra le bende. Il corpo da tagliare sarà di nuovo in belle di cibo e scarti. Com'è irrisorio dire di non potersi vivere se il corpo insiste a vincere. E l'altra sulla parte finale del libro ricorda lo staccarsi della terra dal tallone quando trasporti verso un dove, altrove il tuo calcare indeciso il suolo, ma resta un tinnitus appena dentro ai lobi. Tu vali solo come movimento, stacca e resta e scatta. Sulle spalle un masso d'abitudine, il tuo letto ricorderà se ricorda le sue mani, rimmedialo con attenzione e vai, se ti volti, ti fai sale. Grazie. Grazie Sandro, per il momento basta così. E Antonio Nazzaro e Leonora Muselli. Diario amoroso senza date. Prima ci raccontate perché questo titolo e poi perché fotoromanzo. Diario amoroso senza date perché siamo ancora qua. Quello lo vediamo. Ma fondamentalmente è una storia d'amore strana. Penso che io ero venuto in Italia per presentare un libro, credo. Io ho vissuto in America Latina gli ultimi 30 anni della mia vita. Lì ci siamo conosciuti, è nata una scintilla, ci siamo poi visti credo il giorno dopo, e io ci ho visti per 3 ore, io poi il giorno dopo sono ritornato in America Latina e per un anno ci siamo scritti. Io facevo quello che scriveva e lei faceva quello che ascoltava fondamentalmente e mi correggeva perché vivendo in America Latina io parlo l'italiano, per cui ho delle difficoltà notevoli e quindi tutto questo anno di distanza è raccontato, cioè questa è forse la terza parte di tutto quello che ci siamo scritti, sono più di 200-300 poesie, 80 lettere d'amore. Non ho niente da fare. Non ti chiederemo cosa facevi in Sud America. Il poeta. Maestro, no? La polizia ti cercava chiamandoti maestro. Ah beh, quella è stata un'esperienza, quella era in altri tempi. Per cui alla fine io poi sono rientrato in Italia sia per lei, per il Covid, per mia madre e tante altre cose
e ci siamo ritrovati, cioè non ci siamo mai più lasciati da quel giorno, non ci siamo incontrati alla presentazione del libro. Tutti continuano a pensare che sono suo padre, non mi spiace, non è così. Morite pure di invidia. Non è mai colpa tua comunque, insomma, dai. No. Lei dice adesso, per spiegare queste cose, è che lui sa parlare bene. E poi quando siamo andati qua, ci siamo iniziati a vedere, abbiamo fatto un viaggio in uno dei posti che io amo sempre quando vengo in Europa, che è Arles, in Francia, perché c'è una grande mostra di fotografia. Io sono nato in una famiglia di fotografi, ma sono stato l'unico a cui è stato proibito fare il fotografo, in maniera tassativa. Mio padre era l'unica cosa, ha persino accettato che fosse un tossicodipendente, ma se avessi detto che facevo il fotografo mi buttava fuori di casa. Però ho un amore sfrenato per la fotografia, me ne occupo tutte le volte che posso. Eleonora è un artista, fa collage, fa fotografie, dipinge, è un artista insomma. Per cui in questo viaggio abbiamo iniziato a fare delle foto, poi noi viviamo in una città enorme che si chiama Civezzano, 3.000 abitanti, 2.600 non parlano italiano, quelli che parlano italiano non ti salutano, per cui è il posto perfetto. Non è male, Non è male. Dall'America Latina a Civezzano, non so se avete idea, no? È come essere caduto dentro un frigorifero praticamente. E allora lì è entrato un po' il gioco delle foto, magari lo puoi raccontare tu, no? Sì. Sì, diciamo che la fotografia era un po' un mettere la faccia in questa relazione che è stata molto chiacchierata e giudicata all'inizio. Adesso forse ancora, ma ci facciamo un po' meno caso, insomma. E anche un po' un rompere gli schemi della poesia classica, e quindi sì, un fotoromanzo. Sì. E era anche dopo un anno di relazione a distanza, voleva essere anche il libro in generale, un rendere concreto e tangibile questa cosa che abbiamo tanto desiderato e fantasticato, e vogliamo finalmente godere insomma pieno anche come un oggetto da toccare Da far leggere. e da far leggere. Sì, no, per me era importante rompere proprio lo schema del libro Infatti era la domanda che volevo farti, se dopo la tua poesia, come ha reagito il tuo pubblico, si dice così con le persone importanti, il tuo pubblico come ha reagito con un poeta che scrive d'amore? Ah beh, voi sapete che 3 anni fa c'è stato un convegno dei grandi poeti italiani, loro hanno deciso che la poesia d'amore non va bene, ma fondamentalmente non bisogna mai usare la parola carezza, bacio e vento. La mia risposta è che io di un amore senza baci, senza carezze, non so proprio che cazzo fare, sinceramente. E poi anche del vento, il vento è una cosa fondamentale nell'amore. Scuote, sacude, come si dice in spagnolo. L'idea di usare le foto, di fare un libro così, quindi di chiedere a un'amica grafica che si occupa di pubblicità, no, la grafica la fai tu perché di un grafico che fa libri non mi serve, a un'amica che fa le foto, facci delle foto un po' più belle di tu, perché la maggior parte delle foto sono selfie o foto fatte al computer a distanza da lei, io poi me ne accorgevo sempre dopo, usavo un torto col computer. Ed era anche proprio questo, poi tutti i poeti oggi come oggi frequentano, a parte i super very nice, ma anche quelli che hanno la moglie o la figlia che li fa, frequentano i social. E quando pubblicano una poesia ci mettono sempre una foto. E quando fanno il libro, la foto non esiste più. E a me sembra una cosa incredibile. Anche perché, non tanto, 20 anni fa, un certo signore che si chiama Sartori scrisse un libro dicendo: guardate che l'Homo faber è finito, adesso esiste l'Homo vivens. Che non è una cosa da ridere, perché da un lato è bello, da un lato è una tragedia, perché non sappiamo fare più niente con le mani, però mi sembrava veramente un assurdo che tutti questi poeti, anche grandi nomi, mettono fotografie, la loro faccia, il testo, e poi quando fanno il libro no, quando fanno il libro sono i tempi di Dante Alighieri, pagina bianca, copertina senza rischiare niente, la grafica ancora tutta uguale, Time, New Roman, 12 o 14, no? Ti dico, ma se proviamo a cambiare qualcosa, voglio dire, giusto, infatti è stato accolto così, dico, l'orrore,
ne hanno parlato in pochi, ma come un libro di poesia che per di più si chiama fotoromanzo poetico. Quindi stai dicendo che noi che ne continuiamo a parlare siamo degli stupidi, questo è... Penso io che l'ho scritto. Fotoromanzo poetico perché c'è un'esperienza mia personale. Quando ero ragazzino io, stiamo parlando dell'epoca dei dinosauri, il Barbiere era il centro della comunità, del quartiere, ed era anche dove tu imparavi la sessualità. Perché tra i fotoromanzi quasi sotto c'era Lando, il montatore, e tu avevi lì la tua prima scoperta del sesso. E i fotoromanzi però erano anche l'elemento amoroso, cioè gli eroi dell'epoca. Adesso fa ridere pensare che la tua ragazza ti parlava di Massimo Ciavarro che aveva visto la fotografia a colori, ma per noi era così. E per di più io ebbi un'esperienza tanti anni fa in Spagna con un certo signore che fece un primo film che era Pretty Lucy Bon e tutte le ragazze del gruppo, con cui non sto scendendo in particolare del nostro livello di collaborazione perché non è il caso di cadere così in basso, però lavorai un periodo con lui per Almodovar. E lui in verità i primi film li ha fatti sulle sceneggiature dei fotoromanzi. Se voi vedete tutto l'immaginario visivo di Almodovar dei primi film sono i fotoromanzi, di cui lui aveva la casa piena. E quindi c'era anche questo ricordo dell'infanzia, poi di un lavoro quando ero più grande, fatto con lui, e per cui mi sembrava giusto rompere lo schema. No? Voi fate tutti i bei libri, le bianche di Einaudi, i gialli di Pordenone in genere, e io alla mia fidanzata lo intitolo Diario amoroso, un sottotitolo fotoromanzo poetico, e faccio ancora una cosa peggiore che nella poesia si possa fare, lo filmo in due. È un poeta che filma in due, credo che sia successo solo a quello che ha scritto La ballata del vecchio marinaio, che a me non mi viene in mente il nome in questo momento, però è un'eresia, no? Pensare una cosa. In verità è vero che ho scritto io il libro, ma l'ho scritto perché c'era lei. E poi lei mi ha aiutato a correggerlo, a fare le scelte. Infatti è stato il periodo più tragico che stavamo lasciandoci perché non eravamo mai d'accordo sulla scelta della poesia. Quindi il lavoro grosso l'ha fatto lei, cioè come sempre. Certo. Questo significa. Certo, io faccio il poeta. Allora, siccome ti blocco perché so che se ti lascio andare passiamo 3 giorni, ci leggete anzi qualcosa. Ne leggo una che per me è importante perché racconta la distanza, Okay. Questi due mondi, il mio mondo soprattutto. Io non ce la faccio solo Questo lo sapevo. Sono carezze a delineare gli occhi come carovane dai carichi esotici, carezze patagoniche, lunghe, da poter toccare il freddo polo e scatenare le passioni infinite di Capo Horn, carezze platense orientali, capaci di mantenere il limite dell'onda del piacere tra un'acqua dolce e una salata. Carezze andine salgono e scendono senza posa e corrono sotto il mare, sotto la pelle. Carezze caraibiche, muovono i fianchi e con i talloni rubano il danzare della terra. Carezze di selva, tessono i corpi a dare un'ombra umida dove scivolare. Carezze nostre, ancora tutte da inventare. Questa è la poesia più lunga che ho scritto nella mia vita. Dovete bere, andare in bagno, fatelo prima. Questo è lunghissimo. Nell'amore il tempo è l'arte. Ne conoscendo una terza. Sì, questo è importante vedere che lei sta indossando la mia camicia. Che insomma, avevi davanti, sì. Una Lacoste. Me l'ha regalato un mio amico, io sono 10 anni che non mi compro un vestito, anche quelli che addosso lo sono miei. Sei tu la mia campana che chiama alla preghiera della carne. Grazie. Siccome poi i poeti continuano sempre a scrivere, volevo avvisarvi che è uscito da poco, alle spalle delle cose, di Sandro Pecchiari, e La dittatura dell'amore
di Ettore Lazzaro, quindi sappiate che continuano a scrivere nonostante tutto. E adesso vi rimando al posto. Bene. Come gli scolari e Ecco questo. sì, perfetto. Invito Nicole a farci sentire qualcosa. Grazie. E se vuoi partecipare. No, sono molto presa da tutte queste cose che sono state dette. Di solito Sa che partecipo. ci stimoliamo sempre. Ok, dai, vai tranquillo. Infatti non canto mai canzoni d'amore, ma oggi la canto. Potete uscire per favore? Piuma bianca che hai preso le redini del cielo con il vento che canta, hai dentro l'arcobaleno e piuma bianca con le tue ali spegni il nero con la forza che ti manca, con il tuo colorato cielo e piuma bianca gira intorno alla mia vita, porta il mondo alle mie dita e torna a volare. Piuma bianca che corri guardando i fiori e questa tua danza scrive i miei pensieri e piuma bianca
tempo, nel senso che ancora 2 minuti prima, oramai la tensione è palpabile, no? Però vi teniamo sulle spine ancora un attimo. Volevamo chiedere se qualcuno ha qualche domanda da fare ai nostri poeti presenti, oppure se ha qualcosa da dire su Loredana, un ricordo, un pensiero, qualsiasi cosa. Potete anche insultarli. Non affollatevi troppo. Bene, Mi allora, sembra di no. no. Io sono ma chi me l'ha fatto fare? Vi rendete conto che siete dei pari? Venerdì sera una serata di poesia. Festival del Coraggio. Ma il Festival del Coraggio. Purtroppo lo hanno subito anche loro, il Festival del Coraggio. Era per dirvi grazie di essere qua. Va bene. Bene, allora io direi di chiamare il non vincitore. Il finalista è più bello, il finalista. Quindi prendiamo l'oggetto, chiamiamola Anna. Anzi, facciamo così, Anna. Facciamo premiare il non vincitore. Tuo fratello, vuoi? Sì, ok. Entusiasta, no? Entusiasta, beh, lo coinvolto senza chiedere, questa è la bellezza del finalista, non vincitore. 1, 2, 3. Antonio Nazzaro e la Isabella. Scusa Eleonora. Grazie a tutti. Ottima scelta, Sandro è il migliore dei tre. Cosa vuoi dire in merito? No, che Sandro è il migliore dei tre, io glielo dico Ma anche c'è lui stata una prima. bella gara. Davvero, cioè, se parliamo di poesia seriamente, Sandro è sicuramente molto più poeta di me, su questo io non ho dubbi. Quindi stai dicendo che abbiamo sbagliato a sceglierti nella terra? No, però se mi ritrovo con lui riconosco che lui è un poeta molto più fatto di me. Io uso carta vetrata. Io invece sono ancora lì che sto cercando di capire cosa sto facendo. Quindi mi sembra un giusto riconoscimento e vi ringrazio comunque davvero. Grazie a tutti. Per me dopo, intanto questo. Bene, pare che si sappia, ergo sum, e di là andiamo. Sandro Pecchiari. Anna, ti fai accompagnare da Vieri perché l'oggetto è un po' pesante. Lo spostiamo, se andiamo di là così lo facciamo. Il problema è che adesso lo devi aprire. Scusate, il problema è che lo devi aprire adesso. Se hai il coraggio. Sappi che questo contenitore l'hanno fatto. Da piccolo all'asilo. Speriamo di no. Speriamo di no. Dai. Piano piano, che si rovina, piano piano. Ragazzi. Eccolo qua. Sandro Pecchiari. E adesso dobbiamo anche dire l'autore, io spero che l'abbia firmato. No, non l'ha firmato. Non lo vuole firmare? No. Si chiama Laura, l'autore, la moglie di Eric Roncini. Eric Roncini ha comprato la parte che tiene sul mosaico, io ho comprato la targa, il resto l'ha fatto tutto, quindi dobbiamo ringraziare. Io ho anche rotto le tesserine. Una per una. No, Ti vediamo emozionato. Bellissimo. Cosa vuoi dire? Ah, allora. Ti lascio il microfono. Non sono preparato. Quindi così. Sì, che non cala, scherzi. No, sono contentissimo, effettivamente, perché è un libro che è stato scritto nel primo periodo del Covid
dove io mi sono trovato benissimo chiuso dentro in casa, e quindi c'è stata la concentrazione sufficiente per farlo. Silenzio, non c'era nessuno parlava per strada, nessuno chiamava, una meraviglia. No, dopo, vabbè, insomma, sappiamo che non è stato un granché. Però il mio problema è ma che fine fa la mia ironia, no? Dei lavori miei precedenti, che erano comunque sicuramente molto ironici, e allora sono riuscito a alleggerire moltissimo questa cosa, anche perché il libro è nato in un modo assolutamente molto buffo, perché io non pensavo di questa cosa, cioè non mi interessava di scrivere una roba terrificante di questo genere, però ricordo che subito prima, qualche mese prima che succedesse tutto questo grande dramma, ero uscito per fare la spesa, debolissimo ovviamente, e mi ricordo che mi sono comprato una fettina di carne che mi sembrava di portare una locomotiva, perché ero molto debole, e era nuvolato, cioè molto nuvoloso, caldo ancora, molto nuvoloso. Mi siedo su una panchina di fronte alla macelleria. Ovviamente in quel momento si apre ovviamente il cielo, quindi un caldo allucinante, terrificante, e un moscone che si poggia, che non se ne va. Il moscone si sa che si poggiano sui fiori, e quindi non se ne andava. In questo, mentre io lottavo con la fettina e il moscone, suona il telefono, il cellulare, e c'è Giovanna Rosadini che mi telefona, la mia amica poeta molto brava, e mi fa: ma hai cominciato a scrivere di questa tua esperienza? Ma adesso, figurati, non esiste questa cosa. Bene, ti do i compiti per casa, quindi vedi di cominciare a scrivere questa cosa. Ho detto, vabbè, allora, tra la sua telefonata, il moscone, la fettina, il caldo, io debole, ho detto, vabbè, questo è un insieme demenziale, e quindi ho detto, vabbè, perché no, proviamo. Poi ci ho messo ancora un po' di mesi, tranne la prima poesia che è nata subito, poi ci ho messo un po' di mesi, poi è arrivato il Covid e tutto quanto, e quindi poi il libro è nato in questo modo veramente bizzarro, e sono molto contento perché una cosa un po' pesantina da reggere, un'operazione di questo genere, poi in realtà si è risolta con una lievità piuttosto marcata, diciamo. E sono molto contento, io ringrazio tantissimo, ringrazio la finissima Silvia. Questa è una cosa assolutamente stupefacente, questa cosa. Bellissimo. Grazie a tutti. Grazie Sandro. Adesso a me la parte, adesso tocca a me leggere le motivazioni che ha scritto lui. Che meraviglia! Sì, quelle robe potrebbe impegnarsi, ma... E Loredana avrebbe scritto questo. Non è che non proviamo questo. Allora, ti devo consegnare anche questo. Allora, guarda che bello. Ma... Ecco. Queste sono il foglio delle motivazioni che adesso leggerò io, purtroppo. O vuoi leggere te? No, io aiuto. Facciamo il lavoro complicato. Allora, Desum non nulla, piccole missioni, è una silleggia poetica di assoluto valore che unisce una rara competenza versificante ad una competenza tecnica in termini linguistico-sintattici fuori dal comune. Più importante ancora il fatto che la quantità di suggestioni e riferimenti culturali che partono già dal titolo, citazione latina che si rifà però a Manu, riescono a non essere pedanti o fini a se stessi, ma risultano spontaneamente integrate nel verso e nella personalità dell'autore. Ma a rendere l'opera una singolarità nel panorama poetico è ancor di più la tematica e per come essa viene sviluppata, ossia una malattia oncologica che viene narrata dalla comparsa al trattamento fino alla recessione, il che fa della silloge anche una sorta di romanzo in versi, romanzo percorso di formazione e crescita. Opera quindi di alto valore poetico e tematico, di stringente e universale attualità, al di fuori di qualsiasi cliché poetico, ritrito e scontato. Ha infine il merito, last but not least, di essere scevra da autocommiserazione e autocompiacimento, essendo invece pervasa da un'ossigenante e rinfrescante ironia e autoironia, rivelatasi in perfetta sintonia
con lo spirito del presente premio. Grazie, sempre a te. Ci vuole la foto. Allora, io vi chiederei, l'ultima cosa che vi chiedo agli autori, una poesia a testa, o una canzone di Nicole, e poi ci salutiamo. Abbiamo ancora 2 o 3 cose da darvi, ma insomma, quello si fa veloce. Comincia Antonio. No, avevo scelto una troppo lunga, quindi sono andato via. E questo non so perché l'editore ha voluto metterla nella controcopertina. Mi piace tanto. Poi è stata la prima volta che siamo stati insieme. Mi stendo al tuo fianco e divento il campo fiorito, dove solo tu, ma solo tu, puoi giocare. Antonio Mazzaro, grazie. Grazie a Eleonora Di Bello. Sandro. Ah, ok. Allora, vi ho raccontato prima questa cosa buffa del moscone, delle fettine, eccetera. Beh, questa è la prima poesia che è nata. In realtà era nata in inglese, perché io di solito quando devo dire le cose mi rifugio nell'inglese. Però vabbè, insomma, vi leggo la traduzione, perché poi mi sono ovviamente maledetto, perché era intraducibile sta cosa, avevo c'è tutti i giochi di suono, le literazioni assolutamente allucinanti, e quindi ho dovuto ricrearla, per fortuna era mia la poesia, quindi insomma ho potuto ricrearla. E quindi da questo è nato poi tutto il libro con il Desud, e il Desud è nato da questo, dalla scelta poi dell'ultimo verso. E dice: camminiamo lenti, che credo, no? Ero appena fuori dall'ospedale, camminiamo lenti. Le mosche hanno buon gioco e pinzano messaggi sulla pelle. Con brivido guardiamo quei riflessi bluastri, verdastri e smossi, e andiamo morsi di lentezza che il cibo è stazione per gli altri. Avremmo detto mai che saremmo stati solo pelle. Il resto occupa un mare inconoscibile dentro, e scegliamo di non attraversare. Grazie. Prima di sentire Nicola, leggo una poesia che ci piace, ieri adesso è scappata, ma ci piaceva leggere, di Loredana Marano. Parliamo di lei, parliamo di poesia. Aspettami. Mi puoi trovare in tanti luoghi, dovunque soffia il vento del passato e dove si spande il profumo di natura. Seduta su una panchina verde, le mani poggiate su un libro chiuso, attendo lo schiudersi di arcani segreti. E tu, calore della vita, freschezza della mente, aspettami ancora e sempre. Loredana Marano. Nicole, ci canti l'ultima e così poi salutiamo tutti. Ok. Anch'io nella mia testa, mentre ascoltavo tutti voi, ho scelto una poesia vincitrice tra quelle che preferisco, messe in musica, e ce n'è una molto recente, che è una poesia d'amore, di vita, non l'ho ancora ben capito, ma secondo me è una di quelle che mi piace di più, è il friulano, tanto molte cose sono molte cose in friulano, prevalentemente in friulano, e questa insomma la faccio un po' particolare perché sarebbe un coro, si prova a farlo un po' particolare.
ti amavi di piccinine quando tu avevi un advocate e che tu nasceris io ti ami lui che me ma sei tu sole oh benedetta ma sei tu sole a far l'amore e no chi non sai sole ai e la mane l'uso ai e la mane l'uso. Un'ultimissima, no? Antonio Lazzaro, fondatore del Centro Culturale Tina Modotti, ha oggi, se non ho capito male, penso di sì, pubblicato, cioè ha tradotto ieri e pubblicato oggi una poesia di Loredano Larano, e pubblicata quindi su questo sito che lui adesso ci legge. Leggi in spagnolo? Sì, no, è il mio lavoro per cui sono miserabile totalmente. Faccio il poeta e il traduttore, sono il traduttore ufficiale di Sandro, tra l'altro. Sorpresona di oggi, peraltro. No es tiempo de poesía. No es tiempo de poesía, me digo, mientras leo el periódico y recojo noticias del mundo. No es tiempo de poesía, me digo, cuando observo las heridas de la naturaleza y la suciedad del mar. No es tiempo de poesía, me digo, cuando miro el sufrimiento de quien tiene hambre o está prostrado en la cama. Incluso prepotencia, avidez, violencia y odio se alían para apagar la luz de la esperanza que la poesía sabe recoger con fuerza y humildad para hacerla esplender donde sea que late un corazón en escucha. Come? Sì, sembra che abbiamo finito. Noi vi ringraziamo per la presenza, per la pazienza, per l'attenzione con cui avete seguito la serata. Questa è stata la prima edizione, se abbiamo commesso degli errori perdonateci, cercheremo di fare meglio. Dopo diamo la parola. Yes. Perdonateci, cercheremo di fare meglio nella prossima edizione, che comunque ci sarà. Tra poco noi distribuiremo ancora 2 gadget ai nostri ospiti. Sul piano ci sono delle spille della nostra associazione che sono di libera presa, se volete portare a casa un ricordino, e adesso do la parola a Simone. Ma in realtà buonasera a tutti. Io volevo solamente
dire questo, perché abbiamo parlato del premio, abbiamo parlato dei partecipanti, ma non abbiamo parlato degli organizzatori. So che no, allora, ecco, io volevo fare solo un ringraziamento, che non è niente di particolare, insomma, ecco. È un ringraziamento ad Antonello Vieri non solo per diciamo questa iniziativa, ma per quello che nel corso di questi anni hanno fatto per la divulgazione culturale, e ahimè da qui in avanti credo che ce ne sarà molto bisogno. Quindi questa cosa è molto meritevole, queste iniziative sono molto meritevoli e molto belle, e io quindi sono molto felice che questo premio poi avrà anche una nuova edizione. Sono felice di tutte le iniziative che ci saranno questo inverno e che sono già in fase di programmazione. Ecco, questa è la militanza della divulgazione culturale, e credo che sia, a prescindere dalle battute, credo che sia fondamentale, insomma, ecco, tutto qui. E poi la questione della giuria. Noi eravamo in giuria, ma la cosa bella dell'essere stati in giuria è che neppure noi giurati, soprattutto per il lavoro che abbiamo, cioè abbiamo una piccola casa editrice che si occupa anche di poesia, e quindi, diciamo così, conosciamo più o meno il panorama degli autori del territorio, anche a livello nazionale, e quindi la cosa bella è stata quella di dare delle valutazioni su dei testi completamente anonimi, e per i quali addirittura diciamo così, avremmo rifiutato di sapere anche i nomi degli autori, proprio per evitare di essere parziali nel corso della valutazione. Ecco, tutto qui. Grazie a tutti. Ci sono i libri, chi vuole? Ci sono i libri sia degli autori premiati che una piccola selezione di libri.